Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di Walking Dead, pronti per un nuovo e appassionante capitolo di questa saga. A quanto pare siamo riusciti ad arrivare a questa fantastica postazione di difesa che abbiamo appena raggiunto e stiamo cercando di riempire le nostre taniche di benzina con qualcosa per alimentare il generatore che avete visto all'interno del gameplay precedente. Probabilmente stiamo cercando di ripartire anche noi con Eni, quindi oggi ci sarà lo sconto, la benzina è data a 1.5, quindi cerchiamo di riempirla in fretta. Wow, una donnona, vediamo un po' quello che riusciamo a fare. Ever any accidents? This is a brilliant setup. We can't the kids We've got around the kids in our fence. group. Doesn't seem safe to have them near a lethal fence. Oh, don't worry about that. We got plenty to keep them entertained. Oh, wow. You've got enough electricity to run the whole place. It's worth protecting. Hence all the juice. I thought I saw y'all with company coming down the drive. Guys, this is our mama. I'm Wow. Brenda St. John, and Salve. welcome to Salutate, the ragazzi. St. John Dairy. This here's Lee. He moves around Lì a in lot, persona, but signora. things the Piacere. way they are, maybe we can convince him to stick around for a while. They got a few more friends staying at the old Questo motel. sembra un morto, Oh my ragazzi, goodness, guardatelo. that place is Guardate che pretty brutto. vulnerable. Have you got someone with survival Guarda che siamo experience to fighi, il lead your cacciatore, il group? buono, il brutto e il cattivo. Noi lavoriamo insieme, amica mia, non We all work riveliamo molte together. informazioni. Plus, we've got plenty of people with military experience. Well, that's good to hear. Veniamo dal That Vietnam, motel signorina. ain't the safest place. Signorina, Hold giovane on, della I terza età. thought you said someone else was running things. Oh, yeah. I thought she was asking about survival tactics. Già, Well, siamo it delle don't vere e matter. proprie menti. You're here now. We'll make sure you're safe and comfortable. Infatti, forse è meglio che entriamo. Allora, noi Thanks for having la us. gasolina. We brought some Benzina. gasoline on good faith. We're Compriamo la gasolina. starved. These are for y'all. Baked fresh this morning. Oh, il cibo! Holy moly! Mamma mia, guardate com'è felice. Abbiamo fame, si sente lo stomaco? Ciao, se l'è preso, mamma mia, che stronzo. Sorry. Sì, sorry, la fame è brutta. Can't get stuff like that anymore. Not without a cow for milk and butter, that's for sure. That's right. Hopefully Maybelle will make it through this bout of whatever she's got and be with us for a good long Ma ci inviti while. dentro a mangiare oppure no? Your Abbiamo cow was fame. sick? What's she? We have a vet. We could bring her here. Mamma mia, We ci can siamo help you folks ridotti out. a essere anche A veterinari, vet? ragazzi. Oh my! Our prayers Oh, have le been mie preghiere answered. sono state Maybe esaudite. our whole group could come. A For quanto the pare, day. ragazzi, Well, se non avete how ben about- capito, c'è una mucca da queste parti che è malata, mamma mia. Speriamo che non abbia la mucca pazza, altrimenti si trasformerà anch'essa in uno zombie e ci divorerà in 448. Però a quanto pare abbiamo qualsiasi cosa all'interno del nostro gruppo. Abbiamo un cacciatore, abbiamo Bruce Lee, abbiamo un veterinario, abbiamo un mangione. Vediamo About cosa ci this. sarà Y'all di go altro. get your veterinary friend and I'll prepare some dinner. A big feast for all you hungry souls. Per anime It'd affamate, be wow. nice to have some folks to help out around here again. Danny, why don't you come help me out in the kitchen? Andiamo in cucina, dai. Bene, bene. Why don't I head back with the food and round up everyone for the trip back here? Might want to take someone with you. Remember, those roads can be Infatti, ne dangerous. abbiamo avuto No prova. problem. Ben can come with me. Ok, Ben non è Take molto this. affidabile. Dagli All il right. fucile che è See you meglio. later. Adesso non li ritroveremo più, ragazzi. Vediamo un po'. Tutto filo spinato, mamma mia. Mark, Lee, why don't you take a look around? Once you get settled Diamo in, un'occhiata, I could ragazzi, use some dai, help forse è securing the meglio. perimeter. Is there a problem? Sometimes the dead get tangled up in the fence before they fry and end up knocking Oh over mio a Dio, post. ragazzi, ci sono It'd be degli a zombie big qua help intorno, if you che could se la walk the spassano a perimeter. girare nei campi. You can learn a little something about our fence. I'm gonna go top off the generators before they run dry. Ok, vai al Come get me generatore, when you're amico ready. mio. You betcha. This place is incredible. Wow. It's got food. And that fence? Oh man, that fence. If we play our cards right, this Il might nostro turn amico out to sembra be a assetato place di we can cibo, stay. ragazzi. Mamma So mia. how do you want to play this? Allora, decidiamo che cosa fare. Il nostro Bruce Lee, guardate come pensa con quella barbetta alla Will Smith. Comincia a pensare dietro un bell'albero di dietro. Rendiamo questo posto sicuro. Noi dovremmo fare qualcosa che ci può aiutare. Allora, io direi di rendere il posto sicuro uccidendo qualche zombie. Before we can think about bringing our whole group here to stay, we need to figure out if this place is as safe as they're telling us. Infatti, dobbiamo renderlo Right. sicuro. Obviously they think it's safe. But is it safe enough for the No, kids? non credo che è sicuro I per i noticed a bambini. broken swing over there. Not a big deal. but Questo vuol dire, maybe ragazzi, che there's ci other dovremmo things not avventurare working, we just all'interno can't della see it. giungla e And checking vedremo the fence dei mostri. perimeter Mamma mia, sounds all'interno like a del video decent way precedente ho to get a preso un good bel look at colpo their con quello defenses. zombie che gli abbiamo All cavato right, gli occhi I'll con le keep my eyes unghie, open, mamma and mia. you find out what you can from Andy. St. John, vediamo un po', entriamo con calma, chiudiamo questo bel cancello arrugginito. Bene, modalità movimento, vediamo cosa fare. Allora, analizziamo un po' la situazione. Ritroviamo questa bella casetta Monster House, ragazza, davanti a noi. Possiamo solo dargli un'occhiata con l'occhio ciclopico, oppure dare un'occhiata al cancello, oppure parlare con il nostro amico. Allora, innanzitutto io direi di muoverci. Vediamo un po' se possiamo muoverci. Benissimo, siamo in grado di muoverci.
delle lampadine, vediamo, guardiamo questa lampadina, vediamo che cosa c'è. Probabilmente ci sarà qualcosa di importante. You can definitely tell they built this thing themselves. Oh, importante affermazione. Oh, vediamo un po' il generatore, ragazzi. Finalmente il caro è il proprio generatore. Diamo un'occhiata. What's that? Generator. Alimentatore, ragazzi. You guys come along with gas just in time. Praticamente alimenta tutta la corrente che c'è qua intorno. Hey, don't mess with that, okay? The thing's a little tricky, and I don't want to spend half a day trying to fix it again. Mamma mia, è fatto di cartapesta, ragazzi, non possiamo neanche toccarlo che altrimenti salterebbe in aria. Allora, c'è una piccola asse in legno. Cos'è successo? Wait. Non ho detto di guardare lì, stronzone. Guarda questa asse in legno, probabilmente ci sarà qualcosa da vedere. I'll bet they go through a lot of wood keeping those fences repaired. Praticamente è in costruzione il recinto. Diamo un'occhiata qui. If a couple of Una tools sega out può in the essere open usata is come as arma. unsafe as it gets, we'll be fine here. Will be fine. Would have been nice to have one of these back at the motor inn. Bene, abbiamo analizzato il tutto, diamo un'occhiata al filo spinato. A quanto pare rendiamo tutto molto più sicuro con questo bel generatore Corsair. Looks like the fence runs around the entire property, not just the house. All'interno di tutta la proprietà, praticamente. Yep, can't take any chances when it comes to safety. Bene, praticamente in fatto di sicurezza non hanno problemi, ragazzi. E a quanto pare non siamo venuti proprio noi per crearglieli. Allora, diamo un'occhiatina all'interno del nostro amico che si ritrova qui alla staccionata. Ehi, stronzone, facciamoci due chiacchiere. So what have you found out? Is this looking like a good place to stay? A quanto pare the generator may be a problem. Infatti praticamente non sembra reggere tutto quello che abbiamo intorno. Generator might be a problem. Andy said it's tricky and repairing it takes him a while. Still, it's a hell of a lot more secure than the motor inn. Bene, allora, non è uno scherzo. Vediamo che quella The fence is fence non è no uno joke, scherzo. at least around the Non house. ricordo cosa I'm looking significa forward to fence, seeing the però rest of it. vediamo. I'll keep looking around. All right, keep me posted. Ok, diamo un'occhiata ancora in giro. A quanto pare dobbiamo vedere un po' che cosa ritroviamo qua giù verso questi alberelli ormai deceduti. Allora, vediamo, c'è questo bel legnetto che ci aveva attirato l'attenzione, ragazzi, probabilmente i reperti di una vecchia altalena di qualche bambina. Too bad it's broken. I'll bet Clementine and Duck would have loved something like this to play Dobbiamo on. procurarci anche Kids used to like that l'intrattenimento old per i swing bambini. even more than the tour sometimes. I'll Ci bet. scommetto. Come si è rotto? Vediamo How'd un it po'. break? Got busted the first day those things showed up. Thank God no one was on it at the time. Looks like it just needs a new board for the seat and some rope. Make it safe for Clem and Duck. And let the St. John's know we can pull our weight around here. Corretta affermazione, amico. Vediamo quello che possiamo fare. A quanto pare qua i bambini non ci potranno giocare. Quindi io direi di farci ancora un altro bel giretto con la nostra camminata figa. Ci potrei mettere anche la musichetta iniziale del mio video. Intanto apriamo questo bel cancello. Parola grossa, cancello. Sono due assi di legno fissate con due chiodi. Ok, vediamo. Andiamo avanti. Facciamoci la nostra bella camminetta, ragazzi. You can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man. No time to talk. Music loud. Troppo figa, la volevo fare, mamma mia. Vediamo un po', c'è una laurea a quanto pare qui. Vediamo dei premi addirittura, This medaglie. dairy won a lot of ribbons in its 1993, day, huh? St. John's Diary. This place was my daddy's life. Meant everything to him. You know, when he first bought this place, it was a single-story house. Is that right? After us kids was born, he insisted on adding a second floor. Said they had to have room for as many babies as they could have. Mama, she was done after Dan. My folks stopped after 2 as well. Then one day, the world changed. Now this place is all we have left of Daddy. That's why we take such good care of it, and why we want to share it with good folks like yourselves. A quanto pare, ragazzi, il nostro amico non crede solo che questo posto sia di fatale importanza per la nostra protezione, ma soprattutto perché apparteneva a suo padre e nel momento in cui ha deciso di costruire il secondo piano è diventato vitale soprattutto per tutta la famiglia. Quindi è diventato una sorta di casa ricordo. Cosa sto facendo? Ok, resume game. Continua con la tua camminata, amico mio. Bene, ok. Vediamo un po' cosa c'è qua dentro. C'è un baule. Shoe bucket, praticamente scarpa. Mettono le scarpe qua dentro, vediamo. No, shoe. Niente, diamo un'occhiatina. This Spazzatura. rope is perfect for the swing. Benissimo, questa fantastica corda è perfetta, possiamo tenerla. Però innanzitutto facciamoci un altro giro per vedere cosa c'è all'interno di questa bella porta. Entriamo, facciamoci un giretto. Non è che c'è uno zombie, mamma mia, ragazzi, perché qua può essere di tutto. Bussiamo, mamma mia. Mamma mia, sono spaventato 2 volte, che What can I brutta. do for you, sweetie?
Can I help you with anything around the house? I think with Danny's help, I've got things pretty well squared away in the kitchen. But feel free to check with Andy. He's got a lot of weight on his shoulders these Ha un days, sacco so di I'm pesi sure sulle he'd love spalle any in help questi he can giorni e get. sono sicura che potremmo aiutarla. Allora, quando sarà pronta la cena che abbiamo fame, abbiamo mangiato solo 2 crackers When will durante il dinner be viaggio. ready? It'll be a while still, but it'll be worth it. Trust me. Potrebbe essere peggio. Allora, il posto è The fantastico. family's done an amazing job of keeping this place up. Well, now aren't you sweet? Thank you, Lee. The boys and I have tried to adapt as best we can, but we still keep some of our old routines to help remind us of better times. Fantastico, amica mia, però quante stanze ci sono in questa casa? Vorrei saperlo. How many rooms does this house have? Rooms? Why do you ask? Così, perché c'era scritto qui, ho dovuto cliccarlo per forza. Solo curiosità. Just curious, I guess. Mamma mia, che domande Let's not stupide. start thinking too far ahead. C'è proprio questo, dobbiamo dire a Let's just un'anziana focus signora on getting y'all a in un good momento così di home-cooked crisi meal con tutti tonight. questi Well, if anything zombie comes up that I can sulla help casa. with, feel free to let me know. Well, Lee, I sure appreciate Wow, it. No problem. ci ha chiuso la porta in faccia, non abbiamo ottenuto niente. Chiudiamo anche la posizione per le zanzare. Ok, scendiamo giù, vediamo un po'. Allora, vediamo che cosa è successo. Apriamo il cancellone in legno. Possiamo parlare nuovamente al nostro amico perché abbiamo appena preso una corda, ragazzi. Vediamo un po' che cosa abbiamo da dirgli. Vediamo, andiamo, benissimo. Mark, svegliati. Hey, I'll keep looking around. All right, keep me posted. Ancora non ci vuole dire niente. A quanto pare dobbiamo parlare con il nostro amico qua giù. Vediamo. Amico mio. Ehi, sveglia. Hi. Hi. Well, I'm glad you guys decided to help us out. I noticed back at the motel that you folks are pretty well armed. Been stockpiling, huh? Già. Quante armi avete voi che avete un bel We've bazooka scraped nel together a good granaio? supply in the last few months. How about yourselves? What kind of protection do you have around here? We collected Mamma a mia, few hanno guns bandiera, to ragazzi, protect nascosta. ourselves, but Hanno diversi we fucili really nel only granaio. use them when we go off the property. When we're inside the perimeter, the fence is all we need to keep us safe. A quanto pare i fucili sono la cosa più importante da tenere in questo periodo di crisi, e ci credo. Allora, vediamo un po'. Andiamo a controllare il perimetro. Mark and I can help you with that perimeter now. Oh, good. The fence will stop a walker in about 3 or 4 seconds, but gets overloaded if we leave the husks out there. You know, Mark and I can clear the fence ourselves if you want to stay here and finish up with the generators. Bene. Well, that'd be great. I'll turn off the northwest section, and if you guys could strip them off and look for any weak points, well, that'd be a big help. Sounds easy enough. Stay attentive. You never know. Praticamente, ragazzi, dobbiamo andare a effettuare una sorta di ricognizione all'interno, anzi, intorno alla staccionata per vedere i suoi punti deboli e casomai dargli una piccola aggiustatina. E probabilmente sarà proprio in questi casi che qualcuno di noi ci lascerà la pelle. Però il prossimo giro di ricognizione lo vedrete all'interno del prossimo video. All'interno di questo video non ci sono stati molti tocchi di classe, molti tocchi di terrore, tocchi di paura, però sono stati fondamentali per conoscere il luogo dove agiremo all'interno del prossimo gameplay. E soprattutto sappiamo che l'atmosfera sarà inquietante perché tutte queste staccionate, tutti questi fil di ferro spinati e tutti i fucili che abbiamo all'interno del granaio dovranno essere utilizzati in qualche modo e probabilmente ci beccheremo una bella scossa di paura all'interno del prossimo gameplay. Spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando votate e commentate. Ciao a tutti!